Buongiorno da Leandro Maggi, buongiorno da Taglio di Po, siamo vicini al ponte sul Po della Romea, strada statale Romea che congiunge Taglio di Po e Portoviro, ma soprattutto è un ponte nevralgico importante di questa strada che abbiamo detto tantissime volte quanto pericolosa è. Oggi non parliamo di questo, tanto abbiamo fatto ormai più servizi, auspicando che finalmente si possa parlare di Romea Commerciale, questa strada che è ferma con le quattro frecce da un bel po' di anni. Oggi vogliamo parlare di questo ponte. 4 anni fa ho fatto un servizio su questo ponte, identificando e sottolineando che ci sono ferri fuori arrugginiti, il cemento dovrebbe essere manutentato, e dopo 4 anni con il drone oggi cercheremo di fare e vedere qualche immagine. Più o meno le cose sono ancora a quel punto. Non sembrerebbe, almeno anche dalle notizie che ci danno i pescatori che frequentano questo tratto di Po tutti i giorni, non ci sono state nessune opere di manutenzione in tutti questi 4 anni. Siccome vale sempre la regola che è meglio prevenire che curare, noi facciamo un appello a chi è di dovere. Fatto sta che questo ponte, magari se aspettiamo un altro po' a manutentarlo, invece di costare un tot di migliaia di euro, costerà qualche milione di euro. Meditiamo, gente, meditiamo.